Eccoci, ci siamo, dovrebbe essere partita la nostra bella diretta, non ho segnali dalla regia ma credo di sì. Quindi buonasera, ciao a tutti, passo subito alla presentazione di questa nostra terza fase della rassegna tra sardo e profano, che chi l'ha potuta seguire ci ha visto protagonisti di alcune puntate su EIA TV, il canale in lingua sarda diretto da Tore Cuveddu, dove abbiamo potuto intervistare e vedere e sentire suonare diversi ospiti, sia sardi che internazionali, amici che collaborano con noi da alcuni anni, appunto per la rassegna tra sardo e profano, che, come dice il nome stesso, vuole mischiare, vuole far suonare assieme quelli che sono gli strumenti e la tradizione sarda con quella che è appunto la tradizione popolare un po' internazionale di tutto il mondo. Ci siamo poi, dalle puntate di EIA TV, ci siamo poi spostati come doveva essere, come lo è già da 4 anni a questa parte, live, quindi dal vivo, in piazza, e abbiamo potuto fare 4 belle serate a San Gregorio a Pirri. Quest'anno abbiamo collaborato anche con il nostro maestro Orlando Magia, che ci ha ospitato nella sua casa Frau, dove proprio da quest'anno ha inaugurato il suo museo degli strumenti tradizionali sardi. Quindi quale meglio occasione ci è stata offerta e siamo riusciti a sfruttarla al massimo. E infatti sono state proprio delle bellissime serate con dei grandi ospiti. Visto che ci hanno rinchiuso o quasi un'altra volta in casa, siamo ripartiti online nuovamente, in streaming, questa volta fatto da noi in casa. In regia c'è il direttore artistico, c'è Enrico Picchiri, che saluto personalmente, che salutiamo. L'organizzazione è, come sempre, come avete potuto leggere, dell'associazione Simponia, di cui sono il presidente, di cui faccio parte insieme a Enrico e tanti altri soci. Passo subito alla presentazione di chi sarà il protagonista di questi 6 appuntamenti. Oggi è il primo di quelli che verranno in tutto questo mese di dicembre. Saluto Cristiano Cani. Ciao Cristiano, io ti vedo. Ciao Jonathan. E ti sento forte e chiaro. Cristiano lo presento come ma così come lo conoscono tutti, perché siamo d'accordo su una cosa, che non ci piace quella parola che viene così facilmente data a chi insegna o comunque dà un consiglio su quello che ci piace fare. Quindi io ti presento come appassionato ed esperto. No, esperto no, appassionato va benissimo. Anche esperto va bene, anche esperto. Comunque appassionatissimo di ballo sardo in tutti i suoi aspetti, perché poi il ballo sardo vuol dire tante cose, quindi sia nel ballo sardo ballato che nel vestiario, quindi negli abiti sardi, che chiaramente si ricollegano non solo al ballo ma tutta quella che era la vita di qualche secolo fa. Ci proviamo almeno, dai. Sì, no, bisogna provarci. So perché l'ho visto e ne abbiamo parlato tante volte, che lo fai molto bene.
e non per questo, non per altro, segui la nostra scuola di ballo sardo organizzata da Sinfonia da quanti anni? 4, 5? No, forse anche 6-7, se non ricordo male. Di più. Sono partite molto prima. Sono nato prima dell'associazione io. Sei nato prima della... siamo vecchi, non è che sei nato solo te. Siamo vecchi. No, dico come insegnante di ballo. Come insegnante di ballo. Sì, no, è che adesso io stavo confondendo gli anni di Trasardo e Profano col corso che chiaramente è partito molto, molto prima, un po' come il corso di Launeddas, che è sempre organizzato da Sinfonia, seguito da me personalmente, ma diciamo che siamo vicini. Quindi partiamo oggi con questa terza fase di Trasardo e Profano. In verità dovevamo partire in primis, dovevamo partire così in streaming, fatto in casa, con queste puntate, con questi dialoghi, approfondimenti sul ballo sardo, cosa che poi, come un po' tutte le cose quest'anno, bisogna organizzare sempre all'ultimo momento, lo sappiamo benissimo, visto che questo Covid ci ha un po' ristretto, ultimamente ci ha proprio annullato tutte le cose. Quindi partiamo oggi, lo faccio presentare a te, perché so che ci tieni tanto, siete molto amici. Faccio presentare te, quindi il primo ospite di oggi, che ci parlerà della sua esperienza, di quello che è un po' tutto l'ambito del ballo sardo e non solo che lo riguarda. Perfetto. Allora, grazie Jonathan per le belle parole e per la fiducia soprattutto. Ringrazio anch'io l'Associazione Sinfonia che mi permette di collaborare ormai da tanti anni, con la quale collaboro molto volentieri perché abbiamo, diciamo, gli stessi obiettivi, che sono quelli di cercare di fare bene le cose. Ecco. Quindi è sempre un piacere per me collaborare con voi. Partiamo oggi appunto con la terza fase di Trasardo e Profano. Oggi ospitiamo la città di Gonnesa, nel nome di un personaggio molto chiamiamolo particolare, dai, perché comunque è una persona molto simpatica, estroversa, e quindi mi fa piacere essergli amico. E soprattutto mi fa piacere che sia una di quelle persone che fa le cose bene, come si suol dire. Signori e signori, Oscar Sanna, presidente dell'Associazione Culturale di Sant'Andrea di Gonnesa, che da diversi anni si adopera nella ricerca delle tradizioni del paese, sia per quanto riguarda l'abbigliamento, sia per quanto riguarda il ballo, il carnevale e tutte le tradizioni, tutto ciò che riguarda alla fine il passato del paese. È un collezionista di abbigliamento tradizionale, è un ricercatore. Assieme ai suoi colleghi dell'associazione fanno tantissime manifestazioni interessanti, come conferenze, come la riproposizione del ballo in piazza, comunque fanno di tutto per poter divulgare e far conoscere le tradizioni del loro territorio in ambito regionale e, se possibile, anche oltre. Quindi salutiamo Oscar. Vediamo se ci appare. Buonasera a tutti. Grazie per il personaggio. Ciao, ciao. Oscar, te l'ho detto perché so che c'è abbastanza confidenza con te, quindi puoi anche scherzare. Assolutamente sì, ma infatti. Allora, Oscar, penso che tu non abbia molto da dire, ti ho già presentato io fondamentalmente, quindi io direi di partire... Sì, innanzitutto vorrei ringraziare gli amici dell'Associazione Sinfonia e salutarli anche a nome dell'associazione che rappresento, quindi a nome di tutta l'Associazione Culturale Sant'Andrea di Gonnesa. È veramente un piacere poter partecipare a queste manifestazioni, a questi progetti per far conoscere il nostro lavoro. Benissimo. Grazie, allora io direi di partire subito con le domande, perché ne abbiamo un bel po' che ti abbiamo riservato, Oscar. Direi innanzitutto di raccontarci la tua esperienza, quali sono i motivi per cui ti sei dedicato al folklore e allo studio delle tradizioni del tuo paese.
Sì, allora io mi avvicino a questa passione più o meno all'età di 8 anni, perché mi sono avvicinato al vecchio gruppo del mio paese, e quindi, sai, crescendo in questo ambiente mi sono appassionato a quello che era comunque la storia del mio paese, però sai, quando inizi poi a crescere, a vedere che magari certe cose non tornano, inizi a farti 2 o 3 domande, e quindi da lì è partita proprio la mia curiosità e la mia voglia di andare a ricercare quello che era veramente l'identità del mio paese, che momentaneamente era stata messa da parte perché comunque non si conosceva. Benissimo, benissimo. Partiamo subito quindi al nocciolo della questione, che sono i balli tradizionali, e dici quali sono i balli del tuo paese. Allora, prima di tutto dobbiamo contestualizzare il mio paese, nel senso, ci troviamo nell'area del Sulcis Iglesiente, però ci tengo proprio a specificarlo, poi magari dopo ne approfondiremo meglio la cosa, che comunque il Sulcis Iglesiente è diviso in 2 subregioni ancora, cioè il Sulcis da una parte e l'Iglesiente dall'altra. Cornesa fa parte della regione storica dell'Iglesiente, e quindi come zona del Sulcis Iglesiente abbiamo comunque 2 tipologie di ballo a Cornesa che rispecchiano comunque l'area di appartenenza. Quella più tipica di area campidanese, che è il classico ballo che poi in paese chiamavano su ballo sardo, che era quello appunto che veniva ballato poi anche tutta nell'area campidanese, accompagnato poi con i diversi strumenti musicali, e poi quello più tipico dell'area del Sulcis Iglesiente, che si può chiamare anche impropriamente ballo meurredino, ma che altro non è che il ballo tipico dell'area del Sulcis Iglesiente. E successivamente, verso la fine del 1800, un ballo di importazione che prenderà piede poi nell'area iglesiente sulcitana, che era Samonferina. Sì, scusatemi, ma mi sono ricordato che c'era Jonathan che voleva farti una domanda riguardo alla ricerca e al tuo gruppo e alla tua associazione. Jonathan, se vuoi fare la domanda a Oscar. Beh sì, mi riaggancio a praticamente un po' quella che è la passione, quindi poi lo studio, l'approfondimento dei vari aspetti che riguardano il ballo sardo, e quindi un po' tutte le particolarità appunto di Gonnesa e delle subregioni, un po' come come succede dappertutto. Quindi io mi volevo un po' riattaccare a questa cosa da un punto di vista un po' cronostorico. Cioè siamo partiti anni 70-80, adesso voi me lo confermerete. Anche un po' prima, qualche decennio prima anche. Esatto, forse anche qualcuno, sì, qualche gruppo sicuramente è nato prima, però diciamo che il boom folcloristico dei gruppi folk, almeno come li conosciamo noi, è avvenuto all'incirca in quegli anni, quindi stiamo parlando di 50 anni fa, praticamente. Siccome come li abbiamo conosciuti noi, tranne qualche raro caso, davvero, è avvenuto un po' sempre che più verso lo spettacolo, più verso l'esibizione, tralasciando quello che è l'aspetto del vero ballo che esisteva nel proprio paese, quindi in piazza, di quello che era l'abito tradizionale un po' che tutte le famiglie avevano, adesso un po' di meno, però diciamo che la maggior parte dei gruppi, e questo è una cosa che non si può negare, sono andati più in questa direzione. Raggruppiamoci, chiaramente facciamo promozione, facciamo innovazione, ricerchiamo tutto quello che un po' si è perso, però l'ho sempre non sempre, nella maggior parte si è visto sempre con un approccio che va appunto verso lo spettacolo, quindi fare numero, tralasciare quello che è appunto il vero ballo, il vero passo, il vero ballo che si è sempre ballato in piazza, quindi con la musica di Launedas, la zona di Desonadori del Launedas, o se c'era
Susonetto, se c'erano altri strumenti. E via via, quindi poi gli anni 90, gli anni 2000, sappiamo adesso bene quello che sta succedendo. Chi meglio mi può confermare questo, ce lo può dire, ce lo può raccontare secondo la sua esperienza, chi meglio di Oscar, perché ho visto quello che è il loro lavoro della loro associazione, quindi vorrei un po' sapere la sua su questo, su questo discorso. Ecco. Guarda, so che è molto potrebbe aprire degli scenari catastrofici, sì, allora, io molto tranquillamente. Assolutamente sì, stiamo semplicemente ragionando, ognuno poi è libero di esprimere il proprio parere senza andare poi a offendere nessuno. Io ti faccio il mio esempio, nel senso, io cresco in un'associazione dove per anni si è sentito dire non abbiamo niente, quindi ci vestiamo con queste due cose che abbiamo conosciuto nell'ultimo periodo, perché la mia zona è una di quelle zone della Sardegna dove le donne fino a qualche anno fa ancora vestivano in costume, quindi ci siamo messi addosso le prime cose che abbiamo trovato e giusto per fare spettacolo, per fare un pochino di festa, si andava a scimmiottare i balli di altri paesi o vestirsi con le prime cose che si trovava in casa, ma questo dipende tutto è un po', cioè, passatemi il termine, l'ignoranza, nel senso che non si conosce veramente la propria identità, non si conosce veramente quello che sia di patrimonio del proprio paese. Quindi per anche, come si può dire, poca voglia anche di andare a approfondire la propria storia, ci si limita semplicemente alla punta dell'iceberg e quello che si riesce a trovare di superficiale si indossa e si va ad andare a fare spettacolo tanto per, che poi alla fine non è un dispregiativo dire fare spettacolo, ci sono modi e modi nel fare spettacolo e nel far conoscere la propria storia, semplicemente è tutta una questione di onestà in quello che si fa. Sono pienamente d'accordo col tuo discorso, Oscar, tanto poi anche più avanti ci torneremo su, sicuramente nelle prossime domande che ti farò. Torniamo ai balli. Avevano un nome particolare a Gonnese i balli? Semplicemente venivano chiamati ballusardo, balebrazza, cioè non avevano un nome per dire questo si chiamava così, questo si chiamava cosa. Alla fine cambiava semplicemente magari la suonata e quindi anche il modo di ballare il ballo, però non è che, diciamo che il modo di identificare magari i balli con determinati nomi magari è una cosa un pochino più recente, prima semplicemente era giusto la suonata che ti identificava il tipo di ballo che poi andavi a eseguire in piazza. Qual era il momento del ballo? Quando si ballava? In che modalità si ballava? Beh, le giornate proprio dove si ballava erano quelle delle feste religiose, le occasioni religiose, quindi la festa patronale o le feste comunque religiose, le altre feste religiose del paese. Il matrimonio, naturalmente, è quella una delle feste che più caratterizzava la vita del paese, perché comunque andava a coinvolgere più persone dello stesso centro. Il carnevale era uno di quegli eventi dove il paese si riuniva e si organizzavano dei balli in piazza e successivamente anche all'interno delle case private, sempre per il carnevale o comunque per feste private. E poi naturalmente i balli prendevano vita in modo diverso, solitamente dai racconti che ci hanno fatto gli anziani, molto spesso il ballo veniva iniziato dagli uomini del paese che poi andavano ad invitare le donne per poter entrare a far parte del ballo, oppure altre ritualità, ad esempio su Balliogai, che era un ballo tipico della festa del carnevale, dove un uomo in più entrava nel cerchio e andava a disturbare, tra virgolette, il ballo solito fatto di una coppia uomo-donna o diversi uomini o diverse donne a seconda della tipologia del ballo, però solitamente il ballo era formato dall'uomo e dalla donna e quindi su Balliogai veniva proprio ballato per la festa del carnevale, quindi l'uomo andava, toccava la spalla dell'altro uomo che stava ballando con la donna e le portava via la donna, finché poi alla fine il suonatore decideva di smettere di suonare e chi rimaneva al centro e finiva il ballo da solo pagava pegno o comunque faceva la penitenza, erano balli che venivano fatti proprio per giocare. Benissimo, quindi ci confermi come d'altronde tutto il resto della Sardegna che il carnevale
comunque era un periodo dell'anno veramente sentito dal popolo sardo, così come ce lo descrive anche l'Angius Casalis molto spesso nella descrizione dei vari paesi. Assolutamente sì. Tant'è che infatti l'Angius Casalis, per quanto riguarda Gonnesa, cita proprio il carnevale tra le feste in cui venivano suonate nella piazza le canne, cioè le launeddas per il ballo tradizionale. E questa infatti è la prossima domanda: con quali strumenti veniva accompagnato il ballo al Gonnesa? Sì, allora tra gli strumenti tipici naturalmente ci sono le launeddas, che sono sempre gli strumenti che compaiono nei ricordi degli anziani, queste canne che venivano utilizzate per l'accompagnamento al ballo e per l'accompagnamento alle processioni. Naturalmente poi gli strumenti, diciamo, industriali, quali organetto e fisarmonica. Nella memoria di un signore signor Caso, che mi ha raccontato dei ricordi da bambino di quando accompagnava la madre all'ex Monte Granatico, una struttura dove facevano i balli al chiuso, lui lì ha un vago ricordo del suonatore di solito e tamburello che venivano suonati assieme. È uno strumento che molti non accosterebbero mai al ballo tradizionale in Sardegna, ma che veniva utilizzato anche in Sardegna, era il mandolino. Tant'è che a inizio Novecento, proprio a Cagliari, a Gonnesa, comunque e anche in altre parti della Sardegna, questo strumento prende il piede, tant'è che poi viene anche adottato dalla comunità e viene utilizzato appunto per l'accompagnamento del ballo. A Gonnesa all'inizio del Novecento ci fu proprio una scuola dove venne insegnato, oltre al mandolino, a suonare per imparare a suonare la chitarra, la mandola o altri strumenti del genere, che comunque non sono di prettamente tradizione sarda, però vengono adottati poi dal popolo sardo, come succede poi con l'organetto quando compare per la prima volta in Sardegna. Vero, questo è verissimo. Tra l'altro si pensa sempre che il mandolino sia a esclusiva appannaggio della Sud Italia, della Campania soprattutto, quando invece sappiamo che Cagliari aveva una scuola di mandolinisti veramente eccezionale, che ha prodotto tanti suonatori veramente importanti e famosi in tutto il mondo. E ne abbiamo benissimo, dei grossi esperti e rappresentanti tutt'oggi, vedi sì, Palmas, vero, eccetera, eccetera. Esatto. A questo punto io, Enrico, chiedo la parola a te e ti chiedo di inviarci il primo ballo, che è appunto un ballusardo alla maniera campidanese in questo caso, è accompagnato dal mandolino. Ti chiederei, Enrico, anche se hai la possibilità di lasciare gli audio accesi, così nel caso Oscar o io o anche Jonathan volessimo intervenire, potremmo comunque intervenire sopra il video. Grazie. E ovviamente tutta la vostra comunità. Vediamo un po' che dice Picchiri. Io ho proprio una connessione anche scarsa, quindi non riesco neanche a comunicare. Vediamo un po'. O magari non lo so. Mm-hmm. Ok.
Ecco, dopo aver lasciato un paio di minuti alla musica e al ballo, chiederei a Oscar di descriverci com'è la modalità del ballo. Allora, come vedete anche dal ballo, è un ballo, scusate il gioco di parole, molto serio e molto composto, nel senso senza grandi fronzoli, senza grandi arricchimenti, perché quello che cerchiamo di riportare sul palco era quello che si svolgeva comunque nella piazza del paese, cioè il suonatore suonava e i ballerini seguivano quello che il suonatore suonava, nel senso in questo momento ad esempio stiamo facendo Sapuntau, un passaggio della suonata del ballo, oltre a Sapuntau dai racconti degli anziani troviamo il Suvasadusu e il Zintralasa. Praticamente il ballo, questo variante qua, era semplicemente ballato così, tutto avanti e indietro, e quando il suonatore suonava Sapuntau facevano Sapuntau, e quando il suonatore faceva il Suvasadusu i ballerini che capivano appunto il passaggio facevano Suvasadusu. Però come vedete è molto serio e molto composto, anche perché come vedete gli abiti sono abbastanza tra virgolette ingombranti, nel senso che ci sono donne che con abiti di gala indossano anche 7 gonne, quindi l'abito va di conseguenza al ballo. Non potremo mai fare con questi abiti balli che non sono, che ne so, ad esempio una logudoresa che comunque ha una ritmica e un modo di ballare completamente diverso da questo, perché gli abiti non ce lo permetterebbero. A proposito della logudoresa, il prossimo appuntamento sarà appunto con un nostro amico di Ossi, Antonio Mannu, che ci parlerà appunto soprattutto della logudoresa. Allora Oscar, hai descritto anche le tipologie di questo passo, ti chiedo se ancora oggi si balla nel tuo paese oppure si è perso il ballo in piazza. Purtroppo si è perso il ballo spontaneo, nel senso non c'è più l'usanza, la tradizione di incontrarsi per le feste o per la domenica, esatto, per poter ballare in piazza così. Da 9 anni più o meno con l'associazione che rappresento stiamo cercando appunto di riportare e di far riappropriare il paese di questa usanza, organizzando delle manifestazioni, degli eventi di ballo in piazza, anche per andare poi a insegnare alla gente del paese quello che era il nostro ballo e permettere anche loro di riappropriarsi di questa loro identità dal punto di vista del ballo. Benissimo, passiamo alla seconda tipologia di ballo che avete, quello che genericamente in ambito del Sulcis Iglesiente viene definito come ballo meurridino. Ti chiederei di raccontarci la storia di come è stato recuperato questo ballo, perché sappiamo che in alcuni paesi si ballava, ma nella stragrande maggioranza si era perso, giusto? Sì, ci sono delle testimonianze di questo ballo, oltre che per Gonesa, che io ringrazio signora Antonia che ci ha raccontato di questo ballo e ci ha anche mostrato il passo, però un grosso lavoro è stato fatto anche dall'Associazione Culturale di Nugis, anche dal gruppo di Sant'Adi, che comunque hanno sempre mantenuto questo ballo, hanno sempre continuato a ballarlo, però anche tracce di questo ballo comunque si ritrovano anche a Giba, si ritrovano anche a Serbariu. Comunque era un ballo comunque di diffusione, come ti ho detto prima, di tutta l'area del Sulcis Iglesiente. Ci sono anche altre tipologie di ballo nell'area sulcitana, come ad esempio Teulada, che ha proprio un ballo suo tipico, con una suonata e un passo suo particolare, che comunque diciamo che si assomiglia un po' al ballo meurredino. Però, diciamo che sono praticamente delle varianti locali della stessa tipologia di ballo, giusto? Sì, possiamo definirle così a grosso modo. Poi un importante lavoro di ricerca e di riproposizione per quanto riguarda la musica del ballo meurredino è stata fatta da Bruno Camedda, uno studioso e un maestro di musica che salutiamo, di musei, che ha proprio studiato e riproposto questa musica, perché il passo del ballo dell'area del Sulcis Iglesiente non si può fare con la musica campidanese, perché sono proprio due modalità di ballo diverso, e quindi grazie anche al lavoro di Bruno è stato possibile riproporre questo ballo. Mi accodo anch'io ai saluti per Bruno Camedda, persona che stimo tantissimo, veramente una grande persona. A questo punto salutiamo anche i suonatori che accompagnano
le uscite della vostra associazione, Oscar? Sì, noi abbiamo la fortuna di avere dei signori suonatori. Noi abbiamo l'onore di essere accompagnati da Annalisa Pillicu di Iglesias, che suona l'organetto, allieva di Bruno Cameda, quindi direttamente collegato al discorso che ti facevo prima dello studio con Bruno, Gian Silvio Pina di Zediani, che ci accompagna con la fisarmonica, e in alcuni casi quando utilizziamo il mandolino abbiamo anche Asael, il figlio di Bruno, che ci accompagna appunto col mandolino o con la chitarra. Insomma, vi trattate male. Sì, ci vogliamo bene. Giusto. Ecco, direi a Enrico adesso di proiettare il prossimo video, che è appunto su Ballo Sardo nella versione del ballo meuredino. A questo punto direi anche di non mettere gli audio nostri, ma di seguire direttamente il ballo. Grazie Enrico. Avviate anche in questa circostanza i movimenti sincronizzati, o comunque quei movimenti. Noi quindi l'audio di loro non lo sentiamo, per quello che qua stiamo parlando. Perché si segue evidentemente quelle frasi musicali che noi chiamiamo noda, spicchiata, che Annalisa sta cercando di riproporre anche con l'organetto diatonico, visto che è uno strumento insomma un po' più moderno e figlio dell'era industriale che è arrivato in Sardegna alla fine dell'Ottocento, ma che bene si è integrato anche, come vediamo, in alcuni balli dell'area meridionale dell'isola. Quindi ecco, questi movimenti sincronizzati saranno determinati semplicemente da ciascuno delle coppie che segue insomma la musica per esprimere il proprio ballo popolare. Quindi viviamolo insieme, ancora una volta con Nesa con il suo ballo e braccia.
Enrico intanto ci può, o se volete già continuare a intervenire Eccoci. con le specifiche, intanto che il ballo va. La musica diciamo che non ci sta male. Allora, Oscar, sì, comincia a parlare del ballo, di questo ballo, a descriverlo. Sì, allora, anche qua, come vedete, il ballo è molto serio, molto composto, è formato fondamentalmente da... come? Ok, eccoci. No, dicevo, anche qua il ballo che riproponiamo è molto semplice, è privo di coreografia, ballato in cerchio, come appunto veniva ballato nella piazza, ed è fondamentalmente formato da due micro varianti del ballo. Se vai a vedere, Isintrarasa, cioè l'ingresso della coppia al centro del ballo, del cerchio, scusatemi, dove si può anche girare, e poi Isintrarasa, che sono dei passaggi che si fanno dove la coppia si sposta di lato e prosegue sempre nella stessa direzione il modo di ballare. Ci sono appunto Isintrarasa a 3, a 6, a 9, che comunque sono delle cose tecniche comunque del ballo miorredino, però fondamentalmente di per sé è strutturato così in questi due modi: la coppia che va avanti e indietro e la coppia che si sposta di lato, che per coppia non dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a uomo e donna, ma come spesso accadeva nelle piazze, ballavano anche due uomini assieme o due donne assieme, o uomo con due donne. Questo dipendeva dalla piazza e dalla persona che stava ballando. Sì, innanzitutto vorrei dire a chi ci sta ascoltando che potete vedere questi balli in maniera integrale su YouTube, sia nel mio canale, ma anche nel canale di altre persone, quindi li potete vedere tranquillamente e vedere anche la bellezza, a parer mio, di un ballo che ripropone comunque una piazza anche su un palco, dove sappiamo che, così come abbiamo parlato prima con la domanda di Jonathan, di solito si fa un po' di, a mio parere, eccesso, chiamiamolo così, eccesso di spettacolo, ma è comunque spettacolo, ricordiamocelo, perché Certo, un palco non potrà mai riprodurre quella che è la piazza, però nulla ci vieta di non esagerare, ecco. Assolutamente sì, è spettacolo anche dal punto di vista dove tu sali sul palco, il suonatore inizia a suonare e il gruppo inizia a ballare, e già anche il fatto comunque che sul palco coesistano tipologie di abbigliamento ottocentesche e novecentesche assieme, che magari in un paese non si sarebbero mai incontrate, è comunque spettacolo. Ci sono semplicemente modi e modi di fare spettacolo, una riproposizione seria dello spaccato di quel paese, o semplicemente aggiungere delle coreografie per, a mio modo di vedere, si snaturalizza il ballo e anche non si valorizza neanche l'abbigliamento che si indossa da quel punto di vista. Poi Certo, naturalmente sono idee e sono pareri personali, ognuno, come abbiamo detto prima, è libero di fare quello che vuole, ci mancherebbe. diciamo che comunque stiamo rappresentando un qualcosa che riguarda il passato, qualcosa in cui noi non eravamo presenti, quindi non potremo mai sapere se quello che stiamo rappresentando è effettivamente la verità, ma l'intento appunto di un gruppo folk, di un'associazione culturale come quella di Sant'Andrea di Gonnesa, è quello di arrivare il più possibile a quella verità attraverso la ricerca. Assolutamente Bene, sì, e per fortuna ci sono tantissime altre associazioni che in questi ultimi anni stanno lavorando nello stesso nostro modo, per fortuna, e sottolineo per fortuna. Verissimo, verissimo. Tra l'altro molte di queste associazioni le avremo ospiti, o i rappresentanti di queste associazioni li avremo ospiti in questa terza fase appunto tra sardo e profano. Esistono oggi le condizioni per insegnare e apprendere il ballo, Oscar? Raccontaci dell'esperienza vostra, della vostra associazione. Assolutamente sì, che esistono delle occasioni. Già semplicemente il fatto delle sedi delle associazioni culturali dei paesi dove si riuniscono per fare le prove settimanali è un modo comunque per avvicinare la gente del paese, e non solo, alla realtà del ballo tradizionale, anche perché molto spesso si pensa che solo chi fa parte del gruppo folk o dell'associazione culturale possa ballare in piazza. Così non è. Una persona può imparare il ballo e può anche semplicemente imparare il ballo per il gusto di saperlo fare, per poterlo poi ballare nella piazza del paese o in altre piazze della Sardegna.
È molto bello questo di poter organizzare degli incontri con la gente, anche perché ci permette di stringere delle collaborazioni anche con altre realtà, con altre associazioni. Io ti faccio l'esempio di una con cui collaboriamo tantissimo, che è l'associazione Fedora Puzzo di Selargius, che organizza diversi incontri dove ci si racconta e ci spiega il ballo del proprio paese, tant'è che noi l'anno scorso siamo stati ospiti loro per poter insegnare il nostro ballo, il ballo meuredino, il ballo dell'area del Sulcis Iglesiente, ad un pubblico campidanese che magari era distante dalla nostra realtà, e ci ha permesso di far conoscere il nostro lavoro anche con questi incontri che le associazioni fanno. Sì, posso confermare, perché io ero presente sia come collaboratore dell'Associazione Culturale Fedora Puzzo di Selargius che come anche allievo in questo caso, perché il ballo meuredino, così genericamente chiamato, è uno di quei balli che sembra facile, ma poi alla fine, così come tutti i balli tradizionali della Sardegna, una cosa è vederlo e dire è facile, una cosa è farlo. Perché non è solo il passo, ma è tutto un certo comportamento del corpo, un certo movimento che bisogna assumere. Questo infatti è uno dei motivi per cui io non mi ritengo un maestro di ballo, ma semplicemente una persona che dà qualche consiglio, perché ritengo che il ballo debba essere appreso soprattutto con chi c'è nato. Un'altra cosa volevo dire... Passiamo a delle domande che farò a tutti. Cosa delle pensi? Domande scottanti? No, più che altro vorrei conoscere da diretto interessato, quale, tra virgolette, insegnante e persona che gestisce dei corsi di ballo, l'opinione di altre persone. E ti chiedo, cosa pensi dei balli in piazza che si fanno attualmente in Sardegna? Allora, io credo che siano veramente delle occasioni utili, come ti dicevo prima, per poter innanzitutto riavvicinare la gente a quello che era il ballo. Naturalmente adesso organizzare un ballo in piazza non ha più la sua funzione originale, quale era magari proprio quella di unico momento di aggregazione con la gente, ma è semplicemente un modo per poter appunto creare di nuovo questo modo di far avvicinare la gente al ballo popolare, e sono delle occasioni molto interessanti perché ci permettono appunto di andare a imparare magari nei paesi propri di provenienza di quel ballo, il ballo dalla gente del posto. Poi naturalmente adesso stiamo attraversando quel periodo dove non si balla più solo ed esclusivamente quel ballo del paese, ma si va ad una unificazione regionale del ballo, andando a suonare, a ballare un po' balli di tutta l'area della Sardegna. Però la cosa importante è sempre quella di specificare, di contestualizzare il ballo che si sta andando a fare. Esatto, infatti è vero che stiamo vedendo una, tra virgolette, regionalizzazione dei balli, quando invece sappiamo benissimo che all'epoca appartenevano a una determinata regione storica o a determinati paesi. Ricordiamo Liena, che ha dei balli particolari, e ce li ha solo Liena, sì, così esatto. come Dorgali e tanti altri centri. Bisogna dire che ci sono ancora oggi alcuni paesi che mantengono il ballo in piazza così come si è naturalmente voluto, logicamente, perché comunque sia, pur rimanendo un ballo in piazza, non può essere quello della fine dell'Ottocento, ci mancherebbe. Però faccio l'esempio di Collinas, dove ancora oggi chi balla deve rispettare il cerchio, anche se balla a modo suo. Comunque Collinas è una grande piazza di ballerini, assolutamente, ma ricordiamo anche per il Carnevale Seneghe, dove hanno un ballo molto particolare, Sas Danzas de Martis de Goa. Ci ha fatto un bellissimo studio l'antropologo Marcello Marras, che vi invito a vedere, ma vi invito anche ad andare in questi paesi a vedere come vivono ancora in maniera piena il ballo. Addirittura a Seneghe vivono tutto l'anno proprio per quel momento. Assolutamente sì, noi siamo stati ospiti a Seneghe da alcuni amici, proprio sembra di tornare indietro nel tempo il martedì, quando vai a vedere il ballo lì la mattina, vedi tutte le persone che indossano l'abito tradizionale, le donne che vanno a invitare gli uomini per il ballo. È veramente una cosa molto molto bella e interessante. Se potete andate il martedì di Carnevale a Seneghe, proprio perché merita. Vero. Speriamo
Speriamo che il Carnevale Esatto. 2021 possa essere Qua l'apripista, il riapripista. Speriamo davvero. Jonathan, qua sei anche coinvolto da parte di Brinca, perché comunque voi siete uno Sì. di quei nuovi, di quei gruppi che fate balli in piazza e comunque suonate in ogni piazza quelli che sono i balli più richiesti fondamentalmente. Quindi ci sta assolutamente. Sì, anche diciamo perché che siamo un concentrato di tanti tipi di ballo, di tanti balli, e quindi Brinca funziona principalmente in quel modo. Certo, poi chiaramente ne trovi di tutti i colori, trovi i posti dove ballano esclusivamente, come hai detto tu, certo, il proprio ballo, vogliono esclusivamente quel suonatore, quello strumento, ed è giusto così. Oppure trovi anche posti dove non ti immagini che sia arrivato il ballo più lontano che possa esistere. A Gonnesa ballano Sallo Gudoresa, a Ittiri ballano il ballo Meureddino, no? Questa è la cosa, questa oggi penso che sia la cosa bella e interessante, perché altrimenti sarebbe un millennio al di fuori un po' di quella che è la vera e propria il vero e proprio significato un po' della promozione, dell'innovazione, del far conoscere, eccetera, eccetera. Quindi penso che questo sia giusto, fatto sempre nel ma senza andare lontano, anche lo Scottis ballato in Campidano, se si porta dalla Gallura, dalla parte nord della Sardegna al sud. Assolutamente sì. Per non parlare chiaramente poi, adesso visto che ci siamo, del Suva Sedresi, che diciamo che negli ultimi anni è quello che è partito lì un po' da quasi il centro della Sardegna, e lo ritrovi ovunque, sì, anche in discoteca ormai lo suonano, sì. Forse è il ballo che più è ballato in Sardegna. Sì, forse non dico per sminuirlo, ma per la semplicità, che poi semplice non vuol dire esatto. non assolutamente. Assolutamente, esatto. Non è per sminuire il tipo di ballo, ma è proprio perché semplice, poi chiaramente ballato in cerchio, così come lo propongono in tanti posti, o ballato in coppia, ed è molto coinvolgente. Ecco perché penso che noi questo l'abbiamo provato con le nostre ossa. Vero. Vai a suonare nella festa in campagna, nella campagna più sperduta di Seulo, di Seui per esempio, e lì ogni 3-4 balli si raduna gente che è arrivata in quel momento, si raduna altra gente dopo mezz'ora, eccetera, eccetera. Suva Sedresi è quello più quotato, proprio perché è coinvolgente. Diciamolo così, ecco. Sì, Jonathan, hai fatto tra l'altro il nome di un paese a me carissimo, che è Seulo, che ha fatto sì che a me venisse proprio la passione del ballo, perché lì ho fatto i miei primi passi di ballo. Saluto tutti gli amici di Seulo che ti seguono. Ho veramente un pezzo di cuore lì in quel paese, e mi fa veramente piacere nominarlo. Così come vorrei salutare tutto il gruppo Brinca. Jonathan, ne approfitto. Assolutamente, grazie. Veramente belle e brave persone con cui anche con voi ho avuto il modo di collaborare un paio d'anni fa per una bella serata a Treviso. Certo, assolutamente. Abbiamo portato un po' di vari balli, vari costumi e vari tipi di ballerini, soprattutto diverse coppie provenienti da un po' da tutta la Sardegna. Adesso non ricordo, eravamo 5 o 6 coppie e abbiamo fatto una bella festa. Ecco. Sì, una bellissima esperienza, devo dire. Torniamo a Oscar. Scusa Oscar se ci siamo un po' allontanati da Gonnesa. Tranquillo, tanto siamo sempre in Sardegna, a parte Treviso. Allora, volevo dire innanzitutto che è vero che il ballo in piazza non è più quello di una volta, e come ben dice Marcello Marras si è diviso in 3, che è quello che in pratica è il ballo in piazza per le piazze dove è rimasto, il ballo dei gruppi folk e il ballo delle scuole di ballo. A proposito delle scuole di ballo ti chiedo, sono utili e soprattutto
Se sì o se no, avresti dei consigli per migliorarle? Allora, sono utili se le scuole di ballo ti insegnano anche a come comportarti nella piazza, nel senso ti contestualizzano al ballo e quindi ti spiegano la storia di quel determinato tipo di ballo, quindi da dove proviene, il perché si balla così, e ti insegnano anche a stare nella piazza. L'esempio, magari vai in una piazza dove si sta suonando un ballo logudorese che si balla in cerchio, molto spesso si formano più cerchi all'interno dello stesso cerchio, andando quindi a disturbare l'altro ballerino, o magari una persona che va e divide la coppia e quindi prende la donna ad un altro ballerino. Sono delle regole non scritte che comunque vanno spiegate anche a chi sta imparando il ballo, proprio per evitare di andare a rovinare quello che era il ballo nella piazza. Quindi sono utili da una parte, però chi insegna il ballo dovrebbe anche saper spiegare la storia del ballo e come si balla, non soltanto il passo. No, sono d'accordo con te, infatti anch'io nei miei corsi di ballo cerco di introdurre comunque una parte didattica fondamentalmente, che è quella delle fonti del ballo, quindi di tutte le notizie che abbiamo dai viaggiatori dell'Ottocento che descrivevano i balli, possibilmente anche testimonianze come il bellissimo documentario dell'associazione Sunus de Ganna sul ballo campidanese, che è veramente qualcosa di meraviglioso, dove alla fine si chiede anche agli anziani, si fanno qualche domanda sui balli del gruppo folk e rinnegano fondamentalmente quello che viene eseguito sul palco, perché dicono che non è il ballo loro fondamentalmente. E anche qui ci sarebbe veramente da fare convegni su queste cose. Quello era il periodo di partenza, figurati se quei vecchietti vi intervistassero oggi. Esatto. Sì, assolutamente, secondo me griderebbero allo scandalo. Forse rinnegherebbero proprio di aver vissuto in quel paese, probabilmente, però anche queste sono nostre opinioni, vorrei ben chiarirlo, e ci mancherebbe. Siamo arrivati praticamente alla conclusione. Io vorrei chiederti, Oscar, a questo punto, della tua passione, quindi della tua ricerca, della tua collezione etnografica, oltre al fatto che vedo là dietro dei bellissimi disegni, sì. Se non ricordo male sono di Matteo Azzeni. Assolutamente sì, in questo caso sono 2 coppie con gli abiti di gala di Gonnesa che ha disegnato Matteo. Speriamo che magari il muro è abbastanza grande, ci stanno anche gli prima o poi riusciremo a portarli tutti a Gonnesa. Sicuramente ci sta seguendo, quindi anche perché anche lui sarà uno dei prossimi invitati a Trasarda e Profano, quindi caro Matteo, adoperati, come si suol dire. Anche perché tra poi è Natale, quindi a me cristiano queste cose non ci dispiacciono. Bene, dai Oscar, parlaci c'è lavoro da fare. Parlaci della tua collezione e soprattutto come fai a ampliarla, perché ci fai sempre venire un po' di nervoso, che ti regalano sempre un sacco di cose. Vabbè, allora come ti dicevo prima, la zona dove abito, quindi l'area dell'Iglesiente e del Sulcis, è una di quelle zone della Sardegna dove le donne hanno mantenuto l'abbigliamento popolare veramente fino ai giorni nostri. Adesso quando tu pensi comunque all'abbigliamento tradizionale si pensa al centro Sardegna, alle donne di Desulo che tuttora vestono il costume a Busacchi o altri centri della Sardegna, però spesso si dimentica che anche nel Sulcis tantissime donne vestono ancora il costume tradizionale. Vorrei fermarti un attimo a proposito che c'è sempre questa diatriba che quando passa un gruppo del Sulcis Iglesiente dicono sempre questi non sono sardi, sono spagnoli. Parlaci anche di questo. Sì, perché comunque nel nostro abbigliamento tradizionale è rimasta una forte influenza dell'abbigliamento spagnolo. La cosa più evidente che salta all'occhio nell'abbigliamento maschile è il cappello su sombreri, che poi comunque ritroviamo in tantissimi costumi di tutta la Sardegna, nel Campidano, nell'Oristanese e anche nella zona del Sassarese. E nella donna comunque già il nome della mantiglia, questo copricapo dell'area iglesiente che poi si sposta e si diffonde anche nel Sulcis successivamente, o comunque anche questi ampi scialli che ricordano tantissimo il Manton de Manila, sono tutti indumenti che comunque ci riportano all'area ispanica, però quello che ti dicevo prima,
proprio il fatto di aver fatto una ricerca seria e importante ci ha permesso di avere tantissime varianti e tantissime tipologie di abbigliamento, e quindi anche questo fa storcere un pochino il naso. Cioè, sono abituati magari molte persone a vedere i gruppi folk con la divisa, passami il termine, cioè si sceglie una tipologia di abbigliamento del paese e si fanno tutti uguali. Invece poi quando passano magari delle associazioni serie che lavorano in modo serio e rigoroso, che ripropongono proprio tutte le tipologie dell'abbigliamento popolare del proprio paese, vengono visti un pochino come gruppi disordinati. Vero, vero, verissimo. Ricordiamoci che avendo avuto 400 anni di dominazione catalano-aragonese prima, spagnola dopo, ma insomma l'area era quella iberica a prescindere, è normale che in qualsiasi paese della Sardegna si trovi un minimo di influenza spagnola, ma come del resto la Sardegna era al centro del Mediterraneo occidentale, era luogo comunque di scambi, quindi Suserenico, sì. ad esempio, Suserenico che è il cappotto che realizzavano i greci di Salonicco, greci che si sono poi stabiliti a Cagliari agli inizi dell'Ottocento, e avevamo diverse sartorie di greci che realizzavano il cappotto qua in Sardegna, ma anche la berrita, che noi pensiamo sia esclusiva della Sardegna, invece la troviamo veramente in tutta Europa. Quindi dimentichiamoci che la Sardegna è una terra a sé stante, che non ha mai avuto influenze. Invece quello che è la peculiarità della Sardegna per quanto riguarda l'abbigliamento è quello di prendere un po' da tutte le parti e farlo suo e usarlo a modo suo. Ad esempio, parliamo ad esempio delle mode europee degli anni, della metà dell'Ottocento, che prevedevano la crinolina, quindi queste gonne ampissime, che da voi si risolvono con appunto l'utilizzo di 7 gonne, sottogonne inamidate, per dare comunque quella forma che piaceva così tanto a quell'epoca e che ricordava appunto le donne alla moda delle francesi e inglesi. Ecco. Ma non solo, ad esempio anche il fatto di questi corsetti aderenti che vanno a sagomarti il corpo nella donna, ci riportano comunque, con questi giacchetti aderentissimi anche nelle maniche, ci riportano comunque alla moda ottocentesca comunque europea, che comunque ritroviamo anche in altre parti dell'Europa, perché comunque le donne andavano ad assimilare la moda che veniva proposta in quel periodo. Se in quel periodo, ad esempio nell'Ottocento, andava di moda nelle classi più ricche la stoffa a quadri, la seta a quadri, poi le donne del popolo di conseguenza andavano ad imitare quelle che erano le mode borghesi, andando a farla loro. Certo. E quindi sì. No, mi stavo ricollegando al discorso della collezione che stavo facendo prima. Come ti dicevo prima, ho avuto la fortuna di in primis vedere tantissimo materiale originale a Gonesa e nel dintorni, anche perché quando si fa ricerca non bisogna basarsi solo ed esclusivamente sul proprio paese, ma bisogna anche dare uno sguardo ai paesi vicini, perché comunque bisogna anche contestualizzare l'abbigliamento. Per quello che prima ti dicevo, ci tengo tantissimo a dividere il sulcis e l'iglesiente, perché a prima vista l'abbigliamento potrebbe sembrare identico, ma tra l'iglesiente e il sulcis ci sono delle mode e delle tipologie di abbigliamento popolare che si trovano da una parte e non dall'altra. Una caratteristica proprio tipica dell'area eglesiente è proprio il modo di indossare i copricapi. Le donne dell'area dell'iglesiente, quali Gonnesa, Iglesias, Villa Massaggia, Domus Novas e Musei, e anche Portoscuso e Sant'Antioco. Sant'Antioco, nonostante sia nel sulcis, aveva diretti collegamenti con Iglesias e con l'area dell'iglesiente per via della festa del Santo, avevano proprio dei modi particolari di indossare i copricapi che le differenziava dal resto delle donne dell'area sulcitana, che appunto il modo di annodare il velo bianco. Questa era proprio una caratteristica tipica solo di questi paesi, che stava ad indicare che la donna che indossava questo copricapo era sposata, proprio una vera e propria unione dell'uomo e della donna, simboleggiata da questo nodo che poi veniva indossato perennemente, anche quando la donna rimaneva in lutto e indossava abiti di gala da lutto. Anche questa è una variante, una caratteristica dell'area dell'iglesiente, la presenza di abiti di gala anche in occasioni di lutto, tant'è che a febbraio di quest'anno abbiamo avuto modo di poterli raccontare nell'incontro che abbiamo fatto a Gonnesa per Moda e Confronto, dove abbiamo raccontato anche tutte le tipologie da lutto e da mezzolutto che abbiamo a Gonnesa e che rispecchiano comunque l'area di appartenenza del nostro paese. Sì, però non ci hai detto, Oscar, quanti gipponi hai.
adesso dovrei essere arrivato a 61, forse Giacchini, però complessivamente io mi ricordo che qualcuno disse arrivo a 50 e mi fermo, poi... Sì, però tu non puoi dire così e la gente ti porta a casa questi oggetti. Cioè, il mio obiettivo è quello di salvare tutto quello che riesco a salvare, conservare, perché comunque è una memoria del mio paese, è una memoria del mio territorio. Che va Raccontaci comunque... il tuo desiderio. Vabbè, il mio desiderio più grande sarebbe quello di poter un domani esporre in una mostra permanente nel mio paese tutta questa roba, quindi una sorta di... il mio sogno sarebbe quello di creare una sorta di centro studi sull'abbigliamento popolare nell'area del Sulcis e dell'Iglesiente, quindi un posto dove poter esporre tutta la mia piccola collezione di fotografie, di documenti e di abbigliamento d'epoca e avere comunque un punto di riferimento nel territorio per quanto riguarda lo studio sulla tipologia di abiti che ci accomunano. Poi so che ti ho contagiato una piccola mania sulle fotografie, sulle cartoline d'epoca. Sì, quella mi mancava. Siccome non avevo più spazio per mettere la roba negli armadi, adesso sto occupando anche i cassetti con le fotografie d'epoca. Quella è colpa tua, però anche quelle... Cioè, diciamo che le fotografie sono un elemento importante per quanto riguarda l'abbigliamento popolare, perché ci mostra, se tu non hai il costume davanti antico, come veniva indossato, perché tu comunque puoi ritrovare un costume e non sapere come essere indossato dalla donna, o comunque anche i gioielli che sono la maggior parte delle volte andati persi perché divisi per eredità, eccetera. Però un altro elemento fondamentale per uno che si approccia alla ricerca sono anche i documenti d'archivio, Certo. che sono comunque delle fotografie del paese di inizio Ottocento, perché comunque sappiamo che la fotografia, le più antiche, risalgono più o meno alla seconda metà del 1800, grosso modo 1870. Sì, forse quindi, qualche 10 anni prima, ma siamo lì, insomma. esatto, più o meno siamo lì, e quindi la documentazione d'archivio ci permette di tornare indietro di qualche decennio e di trovare delle informazioni anche del passato dell'abbigliamento popolare, anche perché Certo, la maggior cosa parte che degli neanche i abiti... nostri nonni potevano raccontarci, perché neanche loro l'avevano Esatto, mai vista. assolutamente. Esatto, anche perché grosso modo gli abiti che vediamo ora in sfilata sono tutti più o meno di moda ottocentesca, se non rare occasioni di fine Settecento, ma grosso modo tutte le associazioni hanno adottato gli abbigliamenti ottocenteschi e novecenteschi. Benissimo, Oscar. Mi sa che abbiamo terminato questo primo incontro. Qui coinvolgerei anche Jonathan per i saluti finali. Ti ringrazio. Io ringrazio voi, è stato veramente un piacere. Lascerei la parola a Jonathan. Sì, grazie Oscar. Non potevamo aprire meglio questo ampio discorso, perché io mi sono segnato un paio di cose nel mentre che voi chiaramente chiacchieravate su balli, soprattutto sulla parte degli abiti, un po' la ricerca, quello che è il metodo di ricerca, perché lì non sono proprio esperto, quindi mi piace sempre appuntare delle cose. Mi piacerebbe chiedervi tante altre cose, ma ci saranno gli altri incontri, esatto, Jonathan. Esatto. Sì, esatto. No. Spero che uso solo la parte finale di Oscar, che ha parlato appunto di questo suo sogno, che sarebbe una sorta di centro studi sulla sua passione, che poi si rifà un po' a tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato noi, che sia il ballo, che sia l'abito e quindi la ricerca, che è strettamente collegata. Mi rifaccio a questo perché secondo me, ma io lo dico da tempo, un po' da quando mi sono affacciato non nel folklore, perché non mi sono mai affacciato nel mondo del folklore, anche se in quello che faccio, in quello a cui mi sono affacciato, comunque è lì, il folklore è cugino del mondo tradizionale, anche musicale. Il folklore è inteso chiaramente, inteso come gruppo folk, quindi la ricerca dell'abito e dei balli. Ecco. Quindi quello che serve è appunto, secondo me, chiamiamolo così, un centro studi un po' di tutte le materie
che riguardano la tradizione sarda. Immaginiamolo, a parte le scuole di musica che ci sono sempre state, degli strumenti tradizionali, salvo qualche periodo un po' di magra, ma chiaramente queste sono cose naturali che avvengono un po' nel corso dei decenni e dei secoli, ma le Leonidas fino ad ora ce li abbiamo ancora, e da quel punto di vista ci salviamo. Poi chiaramente non sto qui ad elencare tutti gli strumenti, ma mi posso rifare sempre a quello che ha detto Oscar e a quello che hai detto anche tu, Cristiano, che un po' tutto quello che arriva qui lo prendiamo un po', cerchiamo di prendere il meglio di quello che arriva e di metterlo dentro già quello che conosciamo. Vedi i balli, vedi gli abiti, vedi le stoffe, vedi i ricami, vedi un po' tutte le cose. E penso che sia l'andamento naturale delle cose. Quello che dico, quello che mi piace evidenziare, che bisogna continuare in questo modo, così come fa Oscar, così come fa Cristiano. Mi metto di mezzo anch'io, così come facciamo noi con Sinfonia, ma così come abbiamo visto fare da tante altre persone e realtà che tuttora esistono, però manca ancora tanto dal punto di vista dell'apprendimento del ballo, della ricerca dei costumi. Non possiamo andare in giro con un esercito di ogni paese, se poi in ogni paese ci sono magari 10 eserciti, perché ne dobbiamo far vedere solo uno? Certo. E questo un po' l'ho visto sempre, sia nel mio paese, ma in tanti altri paesi. Quindi questo è quello che serve: ricerca. Penso che tutti i piccoli documenti che esistano, che si trovano, fanno brodo, perché vi vedo che maneggiate un po' di tutto. Fotografie molto importante, documenti scritti. Scusa Jonathan, a questo proposito mi faccio un po' di pubblicità a questo punto, perché certo. l'8 dicembre sarò in streaming a una conferenza a Itiri a Sestos e parlerò appunto dei primi fotografi in Sardegna e del rapporto che hanno avuto con i costumi sardi, quindi penso sia un argomento interessante anche questo, con una bella utilità finale che non scopro adesso, perché altrimenti poi non lo vedete. No, certo, la suspense la devi lasciare. Siamo curiosi, allora dovremmo ascoltarti in diretta. Assolutamente, faremmo, quando hai detto che è questo, a gennaio? L'8 dicembre. Martedì Martedì prossimo. Quindi siamo lì, esatto, non abbiamo modo di farti l'8 dicembre c'è anche l'altro, quindi... l'8 dicembre c'è anche l'altro interessante incontro organizzato dagli amici di Ghilarza, dal gruppo Onigazza. di Ghilarza, esatto. Tanta roba. Abbiamo comunque la fortuna che questi rimarranno su Facebook, e quindi se non ne vedete uno in diretta lo potete vedere successivamente, quindi non vi perdete niente, insomma. Esatto, così come tutte queste puntate, tutte queste belle chiacchierate. Quindi chiudiamo in bellezza. Grazie Oscar. Grazie a voi. Speriamo che tutto il tuo mondo e la tua passione, il tuo lavoro sia spunto per tantissime altre persone. Come dico sempre, noi siamo sempre a disposizione per qualunque consiglio, incontro, collaborazione con chiunque abbia voglia di lavorare nello stesso nostro modo. Bravo Oscar, mi sono dimenticato proprio questo, che c'è una parola chiave dal punto di vista della ricerca e del sapere, che è condividere. È inutile che io faccia ricerca se poi me la tengo per me e non divulgo il mio sapere, anche se piccolo. Mentre la condivisione ci permette a tutti di crescere un po' di più, di migliorarci e di far sempre meglio le cose. Jonathan, a questo punto prima di chiudere, vorrei ricordare il prossimo appuntamento, che è mercoledì 9, sì, e ci sarà Antonio Manno Biossi, e poi lasciate la parola. Quindi ci vediamo mercoledì prossimo con protagonista Ossi, poi ce ne andremo un po' in giro per Nuoro, per Silanus, per Sterzili, per Selargius,
e tanti altri posti. Poi adesso stiamo organizzando e finiremo in bellezza questo 2020 e poi speriamo che le porte si riaprano e queste chiacchierate le possiamo anche rifare dal vivo, certo. sì, condividendo, perché la condivisione ci deve essere, alla ricerca deve sempre seguire la pubblicazione, quindi la condivisione. Sì. E di ringraziamo anche il direttore artistico, esatto, Jonathan, così possiamo chiudere. Esatto, ringraziamo Enrico. Come dice sempre maestro Orlando Magia, ringraziamo su Arricchetto che è lì in regia da casa sua. Io sono a casa mia, ognuno a casa sua e lui stiamo rispettando tutte le normative, no? Assolutamente. Mascherine non ce ne servono qua, quindi se no ce l'abbiamo la mascherina, Oscar, dovresti ricercare la mascherina dei primi del Novecento, semmai veniva utilizzata per la spagnola. Esatto. Guarda che dipende dall'occasione, certe donne avevano soltanto gli occhi a vista, quindi mi sa che mascherine non ne utilizzavano. Quindi vedi, siamo lì. Questo 2020 è veramente spunto di tante cose. Va bene. Vi ringrazio a nome mio, a nome dell'associazione Simponia. Grazie mille Oscar. Spero grazie che ci seguirai poi. Sì, vabbè, che poi tutti gli altri appuntamenti penso che conoscerai vari ospiti, quindi ci seguirai senza dubbio. Grazie Cristiano. Sì. Grazie a te Jonathan. Grazie mille Cristiano e noi ci sentiamo praticamente ad ogni appuntamento. Andiamo avanti così. Grazie mille, buona serata, salutiamo tutti gli ospiti che ci hanno seguito. Buonanotte a tutti.